Davanti di me la fontana e alla mia destra la budineria gelateria di Torreglia. Torreglia, quella fontana meravigliosa, avvolta dalle rose. Torreglia. Trattoria Ballotta, Torreglia, si mangia divinamente. Qui saliamo
Siamo entrati a Castelnuovo, vedete la chiesa, abbiamo scollinato a 350 metri di altitudine. Adesso abbiamo una lunga discesa. Per arrivare a Teolo. Guardate che panorama stupendo. Qui termina Castelnuovo, frazione di Teolo.
abbiamo azienda agrituristica I Gradoni, noleggio cavalli, prima camera con colazione. Azienda agrituristica I Gradoni, noleggio cavalli. Qui abbiamo i tornanti, abbiamo già passato un tornante e questo è il sesto, sono 7, questo vedete il quinto. Siamo arrivati già al quarto tornante. Qui abbiamo il terzo, vedete? Siamo arrivati già al secondo tornante. E qui troviamo il primo. Andiamo giù a Teolo. Guardate che panorama che si apre. Stiamo entrando a Teolo, vedete? Teolo. Teolo. Teolo.
Ponti, comune di Teolo, 3 ponti. Bresceo, abbiamo fatto Teolo, siamo venuti giù, Villa, Tre Ponti, Bresceo,
poco vi saluterò dall'abbazia di Praglia, dai monaci, posto meraviglioso, dai Colli Ugani. Siamo ai piedi lì, Adesso giriamo a destra, tra poco, abbazia di Praglia, entriamo a San Biagio, sempre frazione di Teolo. Ecco, qui giriamo, dove è girato il cambio, la macchina, giriamo anche noi. Dopo aver fatto il Fedaia e San Pellegrino, siamo ritornati sui Colli Ugani. Vedete, qui avete un ampio parcheggio, tutto il pavè. Siamo arrivati all'abbazia di Praglia. Vedete la chiesa, che dopo vi saluto, meravigliosa con le scalinate. E questa è l'abbazia di monaci di Praglia. Vedete la veduta di Colli Ugani. Guardate che meraviglioso. Centro convegni qui. Prodotti del monastero. Visite guidate, sala ristoro. Ci sono gli orari anche. Domenica e giorni festivi dalle 10 alle 15, alle 16:30 e alle 15:30 e 17. Giorni feriali dalle 15:30 alle 16:30. E ora la domenica alle 16, vedete, 16:30 e 17. Prodotti del monastero. Sentite il canto del grillo? Che meraviglia! Sentite il canto delle cicale.
Ho sbagliato io, il canto delle cicale sono. Sentite che meraviglia. Qua abbiamo un po' di verde, vedete, meraviglioso. E questa è la chiesa, guardate che meraviglia. Lì sono i vigneti che fanno il vino. E questo è il monastero. Adesso noi facciamo le scalinate e andiamo sopra, che vi saluto. Vedete, veduta dei Colli Ugani. Abbazia di Pralia, di monaci. Questa striscia bicicletta ormai per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, col cuore, come io vado in bici per tutti voi, riprendendo queste riprese panoramiche meravigliose. Abbiamo fatto le ultime 3 uscite, ho fatto il Grappa da Semonzo, sono 19 km di salita, ho fatto il Pedaia da Caprile, sono 14, ho fatto il San Pellegrino da Falcade, sono 12. Vi ho fatto vedere 3 salite veramente, di quelle veramente toste. Da questo monastero, l'abbazia di Pralia, vi mando un abbraccio a tutti voi amici appassionati, super speciali numeri 1, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Così non mi dimentico nessuno. Grazie di tutto. Adesso saluto dei nomi che mi frequentano frequentemente. Parto con Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, pensate, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto un altro, sempre da San Paolo del Brasile, Fabio Tavares, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la famiglia meravigliosa. Fabio Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grazie di tutto Fabio. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande, in ogni mia ripresa. Fantastico, Francesco. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Un grande grazie di esistere. Davis Consalvan da Alessandria, con la passione della bici da corsa come me nel sangue. Grande Davis.
Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici. E da anni. Grazie ancora di tutto, Massimo. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande Renzo. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono sulla musica da ballo il mitico Pietro Galassi. Fenomenale, un artista fenomenale completo, una voce melodica unica. Lo saluto tantissimo dalla Liguria, meravigliosa, con tutta la sua famiglia bellissima, tutta la sua orchestra numero 1 e tutti voi, grande Pietro, e tutti voi del fan club del Veneto, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con la mia Angela Birba che mi segue in bici. Grande, grande Angela, e grazie ancora di esistere e di seguirmi. E grande Pietro, numero 1. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande Davide, con i tuoi dettagli precisi sempre. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Vittorio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Colinari, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo Colinari, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Montanaro, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Antonio, il dottor Da Scaffati, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Antonio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calore, il padovano che in bici da corsa, senza manubri e freni, le sue imprese memorabili uniche al mondo. Detentore di 13 Guinness World Record, il re del ciclismo estremo, premiato a Berlino con la medaglia d'oro, inciso il re di primati. Vi cito la discesa di notte, che ero presente io, il 13° Guinness World Record a 77 anni e mezzo, incredibile. Tutti i 48 tornanti, da Passo dello Stelvio Cima Coppi 2760 fino a Gomagoi a 1200. Sono 48, da brivido. Illuminava con una luce laser in mano così. Incredibile, i miei occhi non possono neanche ancora credere quella notte cosa che hanno visto. Vedere Giuliano senza il manubrio e senza i freni, questa luce laser, il cielo era avvolto dalle tenebre, tirava un vento terribile, il nemico numero 1, ma l'ha voluta fare. I primi 2 giorni sono saltate perché pioveva, il 29 e il 30, e il 31 luglio, targato 2015, il 22 e 15 è sceso di notte, dalle tenebre, del Passo dello Stelvio, tutti i 48 tornanti a brivido, sfiorando i muri. Quello è Giuliano Calore. Vi cito un'altra impresa incredibile, la scalata del Passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio arrivare a Cima Coppi, sono 26 km, pensate, 1 ora e 36 minuti. Però quello che è incredibile, senza il manubrio e con la gamba destra solo. Giuliano è sotto vento e pioggia di 40 anni fa. O se no il lago di Misurina, con tutte le porte messe a 40 cm, a 10 gradi sotto zero, le ha passate tutte, nel ghiaccio, con le ruote lisce da strada, l'equilibrio che aveva, senza manubrio e freni. E poi avrei dei libri per dire tutte le sue imprese, anche quelle che non erano ufficiali. Saluto ancora Giuliano, i nipotini, i suoi figli, Filippo, suo fans, io amico, collaboratore, interista come lui.
ci guardiamo l'Inter sempre assieme, grande Giuliano, grande Filippo e tutto il liceo scientifico di Padova al Fermi, Prato della Valle, che quel giorno di 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, aveva 83 anni, siamo venuti lì al liceo a farvi vedere i filmati di Giuliano e poi ho messo i palletti, avete visto a 35 cm come che li passava, 83 anni e mezzo, suonava la fisarmonica, la chitarra, il flauto, tutto, lui era di famiglia musicista, ha cominciato a 42 anni a fare queste imprese incredibili veramente, impossibili. Ancora Giuliano, ti saluto e anche Filippo. Adesso saluto Maro, Tonio, Anna, Riccardo, Teti, Alex. Saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale, numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Daniele, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime volte assieme le orchestre italiane col ballo liscio, da Bagutti, da Omar, da Levrini, dalla Lanteri e da tantissime altre orchestre. Grande Daniele Pavan, andatelo a vedere i suoi video e le sue foto su YouTube e su Facebook. Dennis Pavan è un grande, Ciao Daniele! E dall'abbazia di Praglia, dai monaci, da questa chiesa meravigliosa, un grande bacio, un grande abbraccio anche a tutti voi che non mi sono dimenticato di salutarvi, siete in tantissimi, vi voglio bene, grazie di esistere, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande bacio, vi faccio vedere ancora questa chiesa bellissima, vedete? Bella? Bella veramente, dai. Andiamo. Facciamo la scalinata. Sentite il canto delle scale? Diamo un goccino e ripartiamo. Comincia a far caldo.
abbiamo dovuto fare la deviazione. Croce. Ferriole.
via di Colli.
Bentrovati a Padova! C'entra Dio cane.
Cavalcavia di Chiesa Nuova, siamo passati all'aeroporto militare che è alla mia destra. Ecco la chiesa di Padre Leopoldo fatto santo. Vedete? Guardate che meraviglia.
la croce e Padre Leopoldo in bronzo, vedete? E qui si entra in chiesa. Benvenuto in questo luogo di silenzio e di preghiera. Vedete? Stanno facendo la messa. Vuole lasciare la parte, controllo io se vuole andare dentro. No. Questa la voglio sempre vicino di me, Padre, grazie. Sono qua che faccio la guardia. No, perché con tutti i miei amici che mi saluta, vedo qua dalle camere, non posso entrare in chiesa. Ho voluto solo vedere un attimo, fare vedere lì e Se basta. vuole entrare, resto io qua a guardare. Guarda la bicicletta. Ma però sì. Faccio un giretto e dopo. Grazie Padre. Scott. Se vuole salutarmi tutti i miei amici che mi seguono da ogni parte del mondo. Ah sì? Anche da San Paolo al Brasile, Verona, Alessandria, dappertutto. Ma siete appassionati di Siamo alla bicicletta? Basilica di Padre Leopoldo, fatto santo. A Padova? A Padova, sì, Padova, ma so già che sono Padova, sono entrato a Padova, ho già detto. Vedete, il 12 maggio festeggiano sempre la festa di San Leopoldo. Se volete venire qui, quel giorno, pregare per lui che ha fatto grandi cose. Va bene, a tutti voi amici appassionati, qui lo vedete addirittura in bronzo, guardate che meraviglia, ma io vi saluto da fuori, da quella statua lì. Padre, la saluto. Dove va adesso? Grazie. Sono di Padova. Adesso va su per i colli? No, ho già fatto i colli. Ho fatto la salita che da Torelia va a finire a Castelnuovo, Teolo, poi sono in casa per la strada dei colli. Ah. Grazie Padre. Non ha fatto il Turri? No. La salita del Turri? Quante volte l'ho fatta quella? Ho fatto il Pirio ancora più duro. Sì. Non è niente quella. Quello del Pirio? Sì, adesso io ho fatto, ascolti, ho fatto il giorno 12 e il Grappa da Semonzo, 19 km, tanto per dire che salita che ho fatto. Poi ho fatto, bicicletta. poi ho fatto un giorno dietro l'altro e a fine settimana scorsa ho fatto il Fedaia e il San Pellegrino, ecco, non dico altro. Salite memorabili del ciclismo. C'ho anche quasi 68 anni, Padre. C'ho già tanto quello che faccio. Hai fatto la salita del Giro d'Italia, del Grappa? Sì, esatto, quella del Semonzo, quella più dura. Senza mai mettere il piede a terra? Sì, quella sì. E anche San Pellegrino. La seconda parte è un pochettino più dura, La parte più dura è quella di Baita Camol, quella è la più dura. Abbiamo un punto del 19,2, manca il San Pellegrino e praticamente c'è un punto al 18%, siamo vicino lì al 19. Muro, Sì, l'ho fatto da Falcade io, la parte più dura da Falcade. Bravo, dai. Bello. La saluto. Auguri. Invece il Fedaia ho messo qualche volta il piede giù, però l'ho fatta, è quello che importa. Anche perché ero fermo da 10 giorni con Fedaia. Invece il Pellegrino... E lo Stelvio, mai fatto lo Stelvio? Il Stelvio l'ho fatto in macchina. Però lo Stelvio perché è lungo, però no, il massimo 12%. Invece il Pellegrino ho trovato l'ho fatto 2 anni fa con la mountain bike, l'ho fatto da Sutrio. I primi 10 km sono 14, i primi 10 km sono il 9,5% di media. Non da Ovaro, dall'altra parte? No, da Ovaro dicono è più dura, perché sono i 6 km che non va mai sotto il 12%, però da Sutrio. Non dimenticarvi il finale, gli ultimi 4 km 20, 22, 25, 27% micidiale, dopo aver tenuto sempre il 9,5% sempre di pendenza. Durissimo. Invece da Ovara che 4-5 km sono il 12%. Piano un pochettino leggermente. Però quando vedi che fa il finale 20, 22, 25, 27%. Però per quello dico, non state crede che Ovara sia facile, come dicono tanti, il finale è micidiale. E poi sono anche 4 km in più. Da Ovara sono 10 e da Sutrio sono 14. Perché sono un pochettino più leggera. Però per conto mio, come il Grappa da Semonzo non ce ne sono. È sempre mitico quella salita lì. È bella. Però se la fai da Seren è ancora più dura. La Seren del Grappa. La saluto. È perché lì, Padre, non sono arrivati fino in cima al Grappa.
hanno scollinato e gli ultimi 500 metri, sai, sono di giù per Romano Angelino, come facevano se no? Cadorna. Sì. Cadorna. Sì. La saluto padre. Grazie. Ogni modo il mio sito padre Renato Zilio su YouTube. Il mio sito che ho su YouTube, Renato Zilio su YouTube. Vede tutte le mie cose che faccio per forma in bicicletta. Vado a vedere. Grazie mille. Buona giornata e buona preghiera. Grazie. Avete visto anche il fraticello? Non mi mollava più ormai. Bello, bello, dai. Ah, ma devo ritornare indietro. Devo ritornare indietro perché devo tornare indietro perché non vi ho salutato. Sì. Parlando col padre mi sono dimenticato di salutarvi dalla chiesa di padre Leopoldo Fallo Santo. Vi avevo promesso che vi salutavo. Vi avevo promesso che vi salutavo davanti proprio alla statua di padre Leopoldo. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, vi mando un abbraccio forte, forte, forte a voi, tutti voi super speciali numeri uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, così non mi dimentico nessuno. Adesso parto per salutare i nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Davis Consalvan, da Alessandria. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, Davide Consalvan da Alessandria, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Lui ha la passione della bici a corsa nel sangue come me. Grazie di tutto, Davide, sei un grande. Davide Consalvan da Alessandria. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Francesco, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, di ogni mia ripresa. Avere un amico come te è avere un tesoro. Grazie, grazie ancora con tutto il mio cuore Francesco Marchiori da Verona, un grande. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande. Massimo. Adesso saluto Durva Tavares da San Paolo del Brasile, pensate. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Fabio Tavares, sempre da San Paolo del Brasile, pensate, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Fabio Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Daniele Pavan, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime volte le orchestre italiane del Vallorissio, sono state serate indimenticabili, non potrò mai dimenticarmele
è sempre un grande piacere averti conosciuto. Andatelo a vedere su Facebook, su YouTube, le sue foto, i suoi video meravigliosi che fa. YouTube e Facebook. Denis Pavan, ok? Andatelo a vedere, che merita. Grande, grande Daniele! Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono il mitico Pietro Galassi. Lo saluto dalla Liguria, meravigliosa, tutta la sua famiglia bellissima, grande Pietro, e tutta la sua orchestra numero 1, grande Pietro. E tutti voi del fan club del Veneto, con la mia meravigliosa Angela Birba che mi segue in bici, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. E te Angela un grande grazie di tutto per seguirmi. Pietro numero 1, grande grande voi e Angela. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande grande Renzo. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Vittorio Salvan, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, sempre con i suoi dettagli precisi, con tutta la sua famiglia meravigliosa. Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Sei una persona, un amico, un uomo super speciale numero 1. Grazie di tutto Davide e di seguirmi. Adesso saluto Antonio tutto da Scafati, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa un grande grazie Antonio di esistere. Adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Teti, Alex, Montanaro. Siete sempre in tantissimi, vi voglio bene. Tutti voi super speciali numeri 1. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Da questa chiesa meravigliosa di Padre Leopoldo, fatto santo. Siamo a Padova. Vi ho detto che vi salutavo, mi ero dimenticato quel padre.